La serata continuerà subito con la procedura con l'esibizione dei gruppi folcloristici provenienti dalla maggior parte delle province siciliane. Si esibiranno in una specie di confronto tra di loro. Non ci sarà un vincitore, ma il vincitore sarà la nostra tradizione, la nostra sicilianità. Io mi dilungherò molto, non posso che ribadire i ringraziamenti dell'assessore Leva che ha nominato tutte le persone che hanno reso possibile un'organizzazione che quest'anno ha veramente permesso di offrirvi quello che è stata la festa della vendemmia durante questi 3 giorni. Ancora non è finita, sono tanti i momenti interessanti che vi permetteranno di stare piacevolmente a Piedimonte. Oltre alle persone che ha salutato tanto Leva, io mi permetto di fare alcuni nomi delle persone che veramente hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione di quello che inizio ovviamente con il vice sindaco di Enrichetta Pollicina, Irene Zingales, assessore al turismo, che ha curato nei minimi particolari tutto il programma che vi abbiamo offerto e che vi stiamo offrendo, l'assessore Vasta, l'assessore Luigi Leva. Un saluto al vicepresidente del Consiglio che in prima persona è stata impegnata anche lei nella predisposizione di tutta una serie di momenti particolarmente importanti. Un saluto ai consiglieri comunali, Vanessa Lampi che veramente quest'anno si è prodigata come non mai, Serena Romeo, e poi consentitemi un ringraziamento ad una persona che è una persona straordinaria, Egidio Reiti, un amico vero. Voi non vi potete rendere conto di quello che fa questo ragazzo e gli sono grato, veramente. Io non aggiungo altro, l'ultimo ringraziamento lo do a voi, perché se la festa della vendemmia è quello che è, perché ci siete voi che riempite la nostra l'ultimo ringraziamento, ovviamente non per l'importanza, ai nostri dipendenti comunali, in primo luogo i vigili urbani che senza sosta da 3 giorni assicurano l'ordine pubblico, e poi i nostri operai. Ringrazio, faccio solo un nome per tutti, Nino Coco, una persona infaticabile. Di solito si dice sempre che i dipendenti comunali sono degli scansafatiche. Nino Coco è la dimostrazione vivente che sconfessa questo modo di pensare. Assieme a lui tutte le persone che hanno collaborato, la Guardia Ambientale Nazionale che per la prima volta è a Piedimonte, l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, persone che a titolo di volontariato da 3 giorni ci permettono di garantire l'ordine a Piedimonte. Sicuramente starò dimenticando qualcuno, qua c'è l'assessore che mi suggerisce di ringraziare un'altra persona straordinaria che la stragrande maggioranza di voi non conosce, però chi è di Piedimonte sa che è Ignazio Lampi, che quando c'è da, come dire, mettere le mani le braccia per lavorare, anche lavori tra virgolette sporchi, Ignazio c'è sempre accanto all'amministrazione comunale. Non vi voglio tediare più, semplicemente ci tenevo a rappresentarvi, a raccontarvi che dietro questi 3 giorni c'è la fatica di tante persone che amano questo paese. Grazie. La turma stanno mettendo il barriere sfurante barriere all'interno del convento, poi scenderanno dal banco, inizieranno le riprese e inizierà la procedura di questa 20ª edizione della festa della spirituale. Sarà di ieri, perché già da 3 giorni, diciamo due, anche vero che mi sto vedendo, ma adesso dobbiamo parlare così. Allora invito chi non è dello spazio di mettersi al di là della incisione, in modo tale di dare la possibilità di stagione di vedere con tranquillità il tutto. Oggi sicuramente
Diciamo che la varietà delle uve all'interno del palmento sono miste, ma normalmente il nostro territorio esprime una varietà che va dal Nerello Mascalese a Nerello Cappuccio, che sono due uve autoctone del territorio che sono state riprese e che danno quello che è il rosso dell'Etna. Quindi le cantine presenti poi danno testimonianza della qualità e del prestigio di questo vino in tutto il mondo. Fresco che si è appena avuto, appena schiacciato questo mostro. Ricordo che comunque c'è anche l'istituzione della Mirocamera. Il gruppo letterario culturale è composto da 3 persone, appunto Giusy Di Mauro, che è la poetessa, la presentatrice, una lettrice, da Pino Parisi, regista e videomaker, e da Mario Guillermo, dal fotografo, i perché sono uniti dalla passione alla sicilianità. Sicilia Cuore Mio possiamo considerarlo un vero e proprio percorso culturale all'interno della Sicilia che tocca le radici dei valori, dei costumi che vengono tramandati nei millenni e quindi suggeriti alle nuove generazioni fino ad arrivare a noi. Questo gruppo letterario dedito alla ricerca delle nostre tradizioni non trascura nulla che appartiene alla nostra storia e alla nostra Sicilia. Alcune delle tappe del gruppo Sicilia Cuore Mio sono state l'ultimo Busta Scarpa Caltanissetta, la rievocazione altare di San Giovanni a Ronforte, la rievocazione di Santo Renna, il presepe vivente a Trappitello, la storica fiera del 1° aprile al Giardino e Naxos Air Show del 2017 e anche le frecce tricolori. E ora aggiungeremo a questo lunghissimo elenco anche la festa della vendemmia. Sicilia Cuore Mio rivalorizza con grande enfasi le ormai quasi scomparse figure come lo Zampognaro, Bufinaro, Scarparo, Cantastorio o Puparo. E quindi ora passo la parola a Giusy che aggiungerà altro e presenterà magari qualcuno che rappresenta questa nostra sicilianità. Grazie Santo, tu come sempre ormai da giorni ci stai dimostrando di essere veramente un leader tra di noi, riesci a far seguire perfettamente un iter programmato veramente meravigliosamente dall'amministrazione comunale. Questa festa della vendemmia sta rappresentando una festa per tutta la Sicilia, tant'è vero che Sicilia Cuore Mio si è pregiata di fare delle interviste proprio tra la strada e c'è molto entusiasmo sia nei confronti delle persone locali che proprio del turista. Quindi le persone che vengono a trovare Piedimonte e Tineo, questa bellissima cittadina, ovviamente tornerà a casa con un sorriso sulle labbra e qualcosa da raccontare. Adesso io vado veramente nel cuore di Sicilia Cuore Mio perché, come benissimo ha detto Santo, Sicilia Cuore Mio, qual è l'obiettivo di Sicilia Cuore Mio? Non far perdere la cultura siciliana e farlo tramite il mantenimento di tradizioni e folklore, come quello che stiamo vivendo oggi. Quindi Sicilia Cuore Mio si legge ad avere al proprio seguito degli amici eccezionali, degli artisti favolosi, con i quali insieme molto spesso condividiamo palcoscenici di tutti i gusti, di tutte le misure, dal piccolo al grande palcoscenico. Stasera io, in qualità di rappresentante di Sicilia Cuore Mio, ho qui l'onore di avere tra di noi di farvi conoscere, per quanti non la conoscono, penso che saranno in pochi, una bellissima e bravissima veramente ragazza che rappresenta la Sicilia già nella sua estetica, una bellissima ragazza che veramente ha tutta la sicilianità in sé. Lei è Mary Torrisi, una scrittrice e poetessa. Prego Mary, accomodati. Un applauso a Mary per incoraggiarla. Grazie Piedimonte. Grazie Piedimonte. Come vedete lei non è esagerato, è una bella ragazza che rappresenta la Sicilia, lei è una bella ragazza dentro, scrive dei versi, fa poesia. Come in questa sera ci regalerà dei versi che un attimino vuole fare metafora di quanto la vita sia preziosa e come possa avvicinarsi questo messaggio proprio alla vite, all'uva, a quello che è il dono prezioso che Piedimonte sta facendo in queste 3 giornate.
giornate. E Mary Torrisi lo fa con la sua poesia La vita, un dono prezioso. A te il microfono, Mary. Grazie Giusy. La vita un dono prezioso. La vita è come un fiore, tanto bello quanto fragile, che potrebbe morire anche con un semplice soffio, ma se riesci a scrutare dentro e cogliere la sua fragranza, toccandola dolcemente senza sgualcirne i petali, riuscirai a darle un senso. Attenzione però, potresti trovare anche delle spine che, se permetterai loro di trapassare la tua anima, ti porteranno dentro solo delle ferite, ma saranno queste stesse ferite ad aiutarti a crescere, fortificarti e migliorarti perché ti merita davvero. Grazie. Mary, bravissima come sempre e soprattutto bella. Avremo modo noi di incontrarci su altri palcoscenici, intanto il tuo contributo è stato veramente prezioso. Prego, alla prossima. Ciao Mary. Adesso vorrei vicino a me una persona a cui io personalmente devo molto. Mi ha fatto crescere sia come artista che come persona. Parlo di un'artista tutto tondo, poliedrica. Lei è la professoressa Agata Teresa Motta, famosissima per quanto riguarda la storia di Federico II di Svevia e per aver scritto diversi libri su questo argomento, ma a parte questo è una bravissima poetessa di poesie che veramente toccano l'anima, come quella di stasera, nel commento dello zio, la professoressa Agata Teresa Motta. Un applauso a Piemonte, grazie. Grazie. Nel palmento dello zio, nell'enorme vigneto dei miei antenati, respiro, sudore e speranza di generazioni intere, bambina, seduta per terra, raccoglievo, grappolo dopo grappolo. Pigiavo delicatamente con i miei piedini, chicco dopo chicco. Schiacciavo con i grandi, esultavo e gustavo l'odore del rosso vino. Percepisco ancora l'odore del mosto e del cotto vino, mentre tanti stivali pestavano l'immensa uva. Nel grande palmento di mio zio, padre Don Ciccio, a ogni vendemmia lo stesso torchio sembrava gioire, intanto che lo zio, brindando, esclamava Molière: grande è la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia, un buon libro, un buon amico. Ancora oggi, sostando in questo luogo, mi emoziono. Diventato chiesa e convento, dono di mio zio, rivivo ancora ricordi di gioia e armonia e sento ancora il profumo del mosto e del vino. Grazie. Signori, come vedete, non ho per nulla esagerato, le parole di Agata arrivano veramente dentro l'anima. Grazie Agata, grazie mille, alla prossima. Adesso, prima di chiamare l'ultimo artista, personalmente a nome di Sicilia Cori Mio voglio abbracciare quello che è la stima e l'affetto veramente per questa cittadina meravigliosa e soprattutto ringraziare l'amministrazione comunale nella persona dell'assessore Zingales, soprattutto anche nella persona del sindaco, dottor Ignazio Puglisi, e quanti mi hanno e ci hanno dato, hanno permesso che Sicilia Cori Mio poteva coinvolgersi dentro questa meravigliosa festa. Grazie, 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 immensamente grazie. Allora, andiamo al nostro ultimo artista che si esibirà adesso in musica e parole. Lui, accompagnato da una bellissima voce, interpreterà semplicemente, dico tra virgolette semplicemente, una canzone in musica, poesia
poesia intitolata Villigna. Signore e signori, è con tanto onore che io vi voglio presentare Giacomo Pistone, personaggio che già ieri ci ha deliziato con i suoi versi. Un applauso, grazie Piemonte, ancora una volta ve lo richiedo. Ciao Giacomo. Tutto bene? Tutto bene, volevo ringraziare questo pubblico meraviglioso e l'amministrazione comunale che mi ha dato la possibilità di essere qui stasera. Benissimo, io adesso vorrei con un grosso applauso invece accompagnare l'ascesa della bellissima e straordinaria Sara, che sarà colei che accompagnerà in voce il grande Giacomo Pistone. Grazie Sara della tua presenza. Cantando, 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 ballando, 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 battendo, 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 battendo le mani. Cantando, 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 ballando, 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 battendo, 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 battendo le mani. Assieme. Cantando, 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 ballando, 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 battendo, 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 battendo le mani. Cantando, 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 ballando, 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 battendo, 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 battendo le mani. Vedevi la montagna e lì per mendichine della Cina, lo campagnolo e il zappatore, cantando allegro non lo so. Cantando, 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 ballando, 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 lo zappatore chi chiama la Cina. Cantando, 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 ballando, 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 le campagnole di la Cina. E vedi la montagna serena, e lì per mendichini della Cina. Il campagnolo e lo zappatore, un vento suono di allegro assieme, cantando, 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 ballando, 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 battendo tutti quanti la regina. Cantando, 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 ballando, 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 battendo, 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 battendo di mano. Cantando, 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 ballando, 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 battendo, 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 battendo di mano. Cantando, 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 ballando, 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 battendo, 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 battendo di mano. Grazie!